Abbiamo un codice giallo a Santa Lucia di Piave in via Sicilia numero 22. Sì, non è cosciente, è una persona ipertesa ed ha avuto un malore improvviso, quindi te lo passo come un sospetto neurologico. Tra quanto possiamo mandare il paziente a fare la TAC? Questo paziente ha bisogno della trombolisi. Il sistema di teleconsulto neurologico permette di ottenere una valutazione condivisa della scala NIH Stroke Scale, che serve per valutare la gravità di un ictus, con un neurologo che si trova in una postazione remota, nel nostro caso presso l'ospedale di Treviso. La procedura di teleconsulto si innesta nella valutazione sanitaria ordinaria in questo modo. Dopo la valutazione standard del paziente, che viene appunto sottoposto a visita neurologica, prelievi del sangue per fare esami biomorali, misurazione dei parametri vitali e una TAC cerebrale senza mezzo di contrasto, se tutti i criteri predefiniti per effettuare la trombolisi sono compatibili, si avvia il teleconsulto dalla postazione PC utilizzando l'apposito applicativo. Viene innanzitutto compilato il form di richiesta di teleconsulto neurologico, che viene firmato poi digitalmente e inviato. A quel punto si effettua una chiamata telefonica per attivare il neurologo, che una volta entrato nella sua postazione ci dà l'ok per l'attivazione delle telecamere. A quel punto inizia il teleconsulto neurologico vero e proprio, con la visione reciproca mediante webcam e la valutazione del paziente in oggetto. Il sistema è costituito di due postazioni, una di chiamata e una di ricezione. La chiamata è quella locale e la ricezione è a Treviso, collegate tramite un sistema web che deve avere caratteristiche adeguate a supportare la trasmissione delle immagini. Per quanto riguarda la postazione qui, diciamo, di invio, abbiamo a disposizione due telecamere fisse a muro, di cui una brandeggiabile, cioè che può essere manovrata remotamente dal neurologo di Treviso. Ok Bruno, sono qui sul paziente, mi vedi? Benissimo. Bene. Allora, per cortesia sollevi l'arto superiore sinistro, bene, lo tenga così per 10 secondi. Potresti vedere la motilità oculare? Per cortesia segua questo dito. Verso destra ora. Benissimo. Proviamo anche verso l'alto. Molto bene, perfetto. Allora Bruno, abbiamo una chiara differenza nella sensibilità tra il lato destro e il lato sinistro. D'accordo. Visto le prove per gli arti superiori e gli arti inferiori, se sei d'accordo adesso procederei nella valutazione del linguaggio e della disertria. Va bene. L'autorizzazione del neurologo è comunque sempre necessaria per effettuare la trombolisi. In questo caso la possibilità di avere un'autorizzazione remota permette di non dover trasferire il paziente per effettuare questa terapia nelle ore che non sono coperte dalla guardia neurologica locale. Bene Marta, è arrivata la conferma del teleconsulto neurologico, quindi possiamo avviare la trombolisi. Bene, questo video mi ha facilitato molto, nel senso che siamo già entrati direttamente nel tema. Vedete un'altra applicazione rispetto a quelle che ci erano state presentate in precedenza, dove c'è anche un contenuto clinico un po' più ricco, c'è una condivisione di una valutazione clinica. Attenti però, il concetto poi è una condivisione di una scala clinica e quindi può permettere di dialogare due specialisti diversi, avere il centro hub con il neurologo in questo caso che dà la validazione diagnostica del paziente e poter procedere anche alla terapia, quindi è un valore aggiunto rispetto alle altre esperienze che avevamo avuto finora, nel senso è una terapia poi che ha un arco, una finestra temporale molto ristretta di 3 ore in cui il fattore tempo è fondamentale ed è una terapia non scevra di complicanze perché un 10% dei casi, se non le indicazioni non sono rispettate, possono andare in complicazione emorragica e questo diciamo è il valore aggiunto di questo, vediamo se riusciamo. Ok, se riusciamo a vedere della procedura di teleconsulto. Allora,
come lo inquadriamo? C'è un'applicabilità appunto anche nell'ictus ischemico, perché consente di trattare questi pazienti a distanza grazie a questo sistema di teleconsulto ed evitare il trasferimento poi in strutture, e può permettere soprattutto di incrementare il numero di pazienti trattati con terapia trombolitica. Stiamo parlando di una patologia che è tutt'altro che trascurabile, perché è la prima causa di disabilità, e quindi un trattamento, ora abbiamo anche la possibilità di fare un trattamento in fase acuta che consente di prevenirne gli effetti, quindi la disabilità, ed è una terza causa di morte. Oltretutto l'aumento della popolazione anziana fa prevedere un'impennata ovviamente di incidenza della patologia. Ora, con il teleconsulto neurologico nell'ictus in realtà ci inseriamo in un percorso su cui la Regione Veneto ha investito molto negli ultimi anni, con una delibera appunto recente di organizzazione della rete integrata per la gestione e trattamento dell'ictus in fase acuta. Ed è una rete integrata, vedete, che prevede diversi livelli di gestione del paziente secondo il modello hub e spoke che è già stato ampiamente citato in precedenza, con secondi livelli in cui è prevista una neurologia con un neurologo presente 24 ore e quindi potenzialmente consultabile in qualsiasi momento, presenza di una neuroradiologia poi per il versante anche interventistico se necessario, ed una neurochirurgia per, diciamo, le eventuali complicanze conseguenti anche alla terapia. Un primo livello che prevede la presenza di una neurologia con neurologo presente 12 ore e la presenza di una terapia intensiva, e infine un terzo livello di aree dedicate in cui non è possibile attuare trattamenti tombolitici, però i pazienti possono avere delle aree dedicate di monitoraggio per i pazienti con ictus. E nella delibera è stato esplicitamente citato come i sistemi di teleconsulto possono legare i diversi livelli della rete e permettere quindi una fruibilità più ampia del trattamento e delle terapie. Allora, telemedicina nell'ictus in realtà ci sono varie applicazioni a livello, diciamo, internazionale, e il vantaggio è quello di poter arrivare in sedi anche remote in tempi adeguati, entro le 3 ore necessarie per il trattamento. Il modello a cui ci siamo rifatti noi in questa fase prototipale è stato il modello detto Tempis, che è utilizzato in Baviera dai colleghi tedeschi, che prevedono Monaco e Regensburg, i due centri di riferimento, ed è una situazione che tutto sommato anche geograficamente ricalca quella che è la realtà nostra, oltretutto anche con modelli gestionali molto vicini anche ai nostri, diciamo, background culturali da questo punto di vista. Allora, l'abbiamo sperimentato, adesso io vi presento già i primi dati, ovviamente i numeri vedrete saranno diversi, ma qui il contenuto è già diverso rispetto ad altre forme di teleconsulto, quindi c'è un contenuto clinico nettamente, diciamo, più rilevante, con anche le possibilità di applicazione della terapia a distanza. Allora, l'abbiamo sperimentato fra Treviso, noi Centro Hub con neurologo 24 ore, e Conegliano, in cui la presenza del neurologo è soltanto alcune ore della giornata e non è presente ovviamente né di notte né nel fine settimana. E quindi Treviso fa la copertura su Conegliano per eventuali pazienti necessari in trattamento. Ci sono ovviamente degli strumenti utilizzati per i consulti, c'è tutta un'infrastruttura tecnologica importante, e l'aspetto tecnologico è tutt'altro che trascurabile da questo punto di vista, è anche impattante poi, perché ovviamente c'è un video, c'è una valutazione a distanza, c'è un'interazione attiva per un certo tempo fra i due centri. Abbiamo degli strumenti, che è il protocollo clinico del SISMOST, che consente il trattamento trombolitico. Ecco, abbiamo la cosa che facilita, e anche in potenzialità di applicazione, cioè abbiamo una scala, l'NIH Stroke Scale, che permette di dialogare due specialisti diversi, il pronto soccorrista in quel caso ed il neurologo con validazione. Abbiamo la possibilità di trasmettere delle immagini in TAC, e poi tutti gli standard tecnologici su cui ovviamente io non sono esperto e per cui vado avanti. Allora, c'è un processo che l'avete già visto nel filmato, quindi un accesso al paziente in pronto soccorso, l'esecuzione degli esami che vengono fatti in prima istanza su un potenziale ictus ischemico, una compilazione, firma digitale ed invio di richiesta, quindi c'è un percorso rintracciabile e, diciamo, formalizzato di teleconsulto, e una segnalazione di invio di chiamata al centro hub.
Noi una valutazione appunto della consultazione della richiesta è un'attivazione di una videoconferenza e quindi una valutazione a distanza del paziente che si trova sul lettino di pronto soccorso. Una combinazione firma digitale ed invio della risposta, quindi l'agreement sulla necessità del trattamento e la possibilità di inserire l'ago, come diciamo noi, in loco, quindi a distanza rispetto alla postazione del neurologo. Consultazione e eventuale trattamento. Allora, già avete visto dal filmino, per cui io posso anche qui procedere abbastanza. Abbiamo 3 postazioni di telecamere, una fissa che inquadra la sede dove è ubicato il paziente, una brandeggiabile dal centro hub, da noi, cioè da Treviso, in cui noi possiamo spostare e modificare a distanza, e prevederebbe anche un'eventuale terza telecamera al polso del medico di pronto soccorso, quindi per gli eventuali particolari. Quali sono i vantaggi? Quindi una rapidità di una diagnosi condivisa e certa di ictus, perché il problema ovviamente le diagnosi differenziali richiede anche delle competenze specialistiche poi per dare una sicurezza di valutazione. Una maggiore tempestività nella somministrazione della terapia, quindi possibilità di farla prima di trasportare eventualmente il paziente, e quindi una potenziale aumento del numero dei casi trattabili, quindi che poi comporta una diminuzione della disabilità, perché l'ictus ovviamente dà un residuo di disabilità rilevante e aumento di aspettative di vita. E ovviamente questo consente un'equità di trattamento a tutti i cittadini e poi di riusare anche le infrastrutture tecnologiche che già erano state posizionate con il teleconsulto neurochirurgico. Questa, vediamo, ecco, sì. La sperimentazione di teleconsulto si inserisce effettivamente in un momento in cui la delibera regionale ha attivato questa rete integrata e in qualche modo quindi ha, diciamo, attivato le strutture per una fruibilità più ampia e capillare nella regione Veneto del trattamento trombolitico. E voi vedete come nel Veneto, questa è una delibera quanto mai, diciamo, è stata positiva anche negli effetti, perché la rete è stata attivata in entrambi i livelli, quindi dal primo e il secondo livello soltanto nel 2010, e il Veneto, questo è un vanto della nostra regione, è l'unica regione che ha mostrato una capillarità di attivazione. Già tutte le sedi, quindi sia di secondo che di primo livello, nel primo anno di attivazione hanno iniziato a trombolizzare i pazienti. Siamo a livelli ancora bassi come numerosità. Nel 2010 siamo al 3,5%, calcoliamo che abbiamo 10.000 ictus all'anno nel Veneto, però vedete c'è stato un incremento, ma soprattutto sono buchi neri, sono partiti tutti quanti i centri autorizzati. E questa è la premessa su cui con il sistema di teleconsulto può essere ulteriormente implementata. Quest'anno, diciamo nel 2010, sicuramente 11 supereremo il 5% dei pazienti trattati, perché già a 6 mesi abbiamo un monitoraggio che ci consente di, sì, verosimilmente dire che sicuramente supereremo i 500 casi quest'anno, e il Veneto globalmente potrà, diciamo, come regione aderire a quelli che sono gli standard internazionali, almeno europei, che ci vengono richiesti, di un 12% di pazienti con ictus trattati con trombolisi. E anche un merito da questo punto di vista, diciamo, c'è un'omogeneità di trattamento che non trova uguali in altre regioni italiane, quindi diciamo c'è una capillarità che può. Vediamo i dati del nostro. Il servizio è un servizio importante e anche, diciamo, pesante dal punto di vista organizzativo. Però questi sono i dati del 2010 fino al 31 maggio, vedete la numerosità non è da aspettarsene di un certo tipo in queste patologie, però ci sono stati 10 contatti di teleconsulto neurologico tra Conegliano e Treviso, in 6 pazienti non c'è stato un agreement di valutazione della scala e di diagnosi, per cui non si è proceduto al trattamento, è stata una valutazione. In 4 pazienti invece si è proceduto, c'è stata la trombolisi a distanza con l'autorizzazione di Treviso, e sono 4 pazienti su cui abbiamo anche dati di outcome, per cui su questi abbiamo quindi un ranking, significa un dato di disabilità a 2 mesi dal trattamento, che è sicuramente buono rispetto all'evento iniziale dell'ictus del paziente. Quindi è un dato che effettivamente può consentire una fruibilità anche nelle zone più remote e un miglioramento qualitativo del servizio che facciamo ai pazienti nostri. Allora, il modello è un modello che, almeno nei primi dati che abbiamo, sembra affidabile e quindi anche estensibile in altre realtà. Ho sentito prima parlare di altre ipotesi effettivamente su ospedali non presidiati da specialisti in neurologi, in cui può essere estesa poi il modello, quindi
adesso la nostra ottica di visione Treviso ovviamente poi nell'area bellunese o nell'area montana, ma sentivo parlare prima Vicenza su altre ipotesi o Bassano su altri ospedali. Secondo noi è un modello che dà, diciamo, una sicurezza di trattamento e può consentire una fruibilità ampia di queste terapie che altrimenti verrebbero limitate soltanto a pochi centri specializzati e autorizzati. Io penso che questo sia l'ultimo e per cui vi ringrazio dell'attenzione.